Alessandro, quando aveva la vostra età, 4 anni, giocava in questo campionato qua e voleva entrare per forza, non poteva entrare, voleva entrare per forza. Oggi lui ha vinto l'Europeo, lui è campione d'Europa con la nazionale under 17. Poi prima era la ma glielo vogliamo fare un bel applauso. Glielo facciamo un bel applauso. Dai. Cristian, ma glielo vogliamo fare raccontare a lui? No, non possiamo. No, va bene, non lo facciamo parlare, d'accordo. Copyright, va bene. Allora, Cristian è arrivato qua che aveva 3 anni, non poteva giocare, non poteva assolutamente entrare neanche in campo, però piangeva. Così quando finivano le partite lui cominciava a correre un poco. Poi quando ha compiuto 4 anni, il papà mi ha firmato un foglio perché chiaramente non potevo tesserarlo e lui ha cominciato con i primi calci, primissimi calci, e devo dire che fin da allora si è dimostrato una marcia in più e oggi insomma è inutile dirlo. Beh, che ha fatto? Lo dico? Vabbè, allora, è campione d'Europa con la nazionale under 17, scusate se è poco. In bocca al lupo! Dai, voce. Dai, non ti emozionare, dai.